nostra amica Sant'Antonino, che decidono di portare alla luce allora le caratteristiche, la figura del vampiro vero e proprio, come appunto ho fatto con la sua opera, sia l'opera di Sara ma anche l'opera Fragile, che è il sequel, che appunto parla di questa storia d'amore fra Sara, che è una semplice umana, e Andrew, che è il cantante di un gruppo musicale goth rock, ed è anche un vampiro, però dall'animo buono, ma che almeno rispecchia appunto tutti quei canoni del vampiro classico, che cammina nella notte, si nutre di sangue umano, e nasce quindi questa bella storia d'amore fra i due. Diciamo che però proprio per questo fatto che sono diversi devono quindi andare incontro un po' a tutto e tutti con la loro storia d'amore, però comunque continuano ad amarsi. In Fragile viene un po' ridimensionato. Sì, in Fragile comunque loro continuano ad amarsi, ma succedono un bel po' di cose e anche colpi di scena, perché sangue, molto sangue, quindi Bevuto. Bevuto, seminato, sì. ammazzate. Diciamo che se il libro Sara è stato più forse una presentazione dei personaggi che ce l'ha voluti presentare, invece in Fragile c'è un po' di più, c'è come se un'evoluzione appunto dei personaggi, c'è molto di più, quindi anche perché non voglio appunto fare spoiler, non voglio appunto dire niente, perché appunto vorrebbe essere interessato, chi vorrebbe anche leggere il primo libro Sara, c'è molto, molto di più appunto, e proprio per questo ci sono alcune domande che vorrei anche porre a Susanna, che ho preparato. Quindi la prima è che da quanto tempo scrivi romanzi? Da quanto tempo scrivo romanzi? Romanzi li scrivo più o meno da 4 anni, invece proprio come scrittura ho cominciato a 12 anni, ho scritto per lo più poesie dedicate a mia mamma, ciao mamma, e poi praticamente ho continuato su questa scia, non ho mai abbandonato. Ovviamente poi ho anche, insomma, mi sono interessata moltissimo alla figura del vampiro e quindi poi ho scritto proprio di questa figura. Ecco, questo per farvi capire quanto i vampiri siano buoni in questo libro. Patrick, no, ti prego, asserì disperata quella che sembrava Antonia, che nel frattempo si stava avvicinando a noi, anche se non ero certa. Il sangue continuava a sgorgarmi dalle orecchie e dal naso, e nella bocca ormai sentivo solo il sangue che arrivava dal naso e che fuoriusciva copioso dalla gola, come un fiume in piena. Ne tossì un po' sul pavimento e sbatté le palpebre più volte consecutive per riprendere un po' di lucidità. Il braccio destro era completamente andato e sentivo che la schiena lentamente si frantumava in tante piccole parti di ossa che non si sarebbero mai più ricomposte, mentre uno strano ronzio cominciò a perforarmi i timpani. Ma non mi importava granché, avevo un pensiero fisso in testa ed Alien, anche se stava lentamente andando via, continuava ad incitarmi e a ripetermi di non mollare. Gli diedi ascolto. Poiché mi trovavo ai piedi del vampiro, raccolsi tutta l'energia che mi era rimasta per dargli un morso sulla scarpa sinistra, talmente ben assestato che cominciarono a dolermi tutti i denti. Patrick emise un urlo quasi disperato e barcolò all'indietro, cadendo a mezzo busto sul pavimento e producendo un rumore fragoroso. Sorrisi vittoriosa per l'accaduto, anche se ormai non sentivo nemmeno più il viso che si contraeva in quel gesto. Con l'unico braccio che funzionava ancora, provai a trascinarmi sul pavimento a scacchiera verso l'ingresso, ma fu tutto inutile. Con questo abbiamo capito i vampiri